Eccoci, finalmente, come si dice, Roma, Milano, Bangkok. Siamo in linea con... io sono romano, però abito a Cividale del Friuli, ma non sono di Roma, però di Roma è Ileana Rossi, che adesso la presentiamo. Sei a Roma, giusto? Sì, sì, a Roma, di Roma, abito a Roma. Buonasera a tutti. Buonasera, Allora, buonasera. pensavo che è bello così collegarsi e poter parlare a distanza, no? Che tra l'altro non serve la mascherina, che Esatto. così possiamo assaggiare tutti i piatti prelibati, i dolci che vedremo dopo, no? Ma non sveliamo altre cose così. Intanto magari ti presento, no? Sì, Tu sei un'imprenditrice, no? Che tra l'altro adesso l'anno scorso hai pensato anche di fare un'evoluzione, no? Quindi di allargare i tuoi orizzonti e ci racconterai meglio nei dettagli, no? E comunque partiamo un po' da una storia che ci ha permesso anche di conoscere, no? Perché tu comunque sei, oltre che imprenditrice, no? Avevi un locale con tuo papà, che salutiamo, che è Giustino Rossi, no? E adesso lui riposa chiaramente sul divano perché meritata pensione e esatto. quindi gestivate assieme un'associazione, no, culturale molto interessante che trattava l'enogastronomia, ma quale gastronomia? In particolare l'enogastronomia friulana. Io sono friulano e quindi ci siamo conosciuti proprio perché poi è inutile solo chiacchierare, parlare, bisogna venire a prendere i prodotti, no? Esatto. E quindi questa era la vostra missione, venire in Friuli, prendere i prodotti, dopo vedremo, saluteremo qualche azienda che vi conosce, no? E vi chiede ma dov'è Ileana? Dov'è Giustino? No? Quindi poi c'è stata un'evoluzione, no? Hai pensato di allargare i tuoi orizzonti e di fare qualcosa di molto interessante che non è più una nicchia, ma è un qualcosa veramente rivoluzionario, perché parliamo di te che sei diventata neopasticcera, si dice così? Esatto. Sì, E, sì, da e poco. mm, aggiungo un'altra cosa importante, soprattutto l'argomento, diciamo, chef salutistico, no? Quindi un qualcosa molto molto importante e quindi vi invitiamo anche a fare delle domande, se non sarà chiaro quanto magari tratteremo, perché veramente è un argomento molto interessante e che finalmente possiamo approfondirlo con te, che stai studiando tanto, nonostante tu abbia già fatto appunto degli esami e quindi tu sai già che puoi lavorare anche in quel campo lì e quindi adesso mi racconterai. Quindi, Ileana Rossi, chi sei? Pronti? Allora, chi sono? Bella domanda, sarebbe un discorso lunghissimo. Allora, hai fatto innanzitutto un'introduzione fantastica, saluto tutti quanti gli amici. Io sono legata alla vostra terra proprio tantissimo perché mi ha permesso appunto di iniziare il mio percorso lavorativo e non solo, anche formativo a livello umano. E avevo appunto questa piccola associazione che gestivo con mio padre Mhm. e quindi venivamo su più o meno 3-4 volte l'anno facendo un lavoro di ricerca capillare di prodotti di nicchia, di aziende vinicole di nicchia, quindi andando a assaggiare proprio di persona, dove poi ci siamo anche conosciuti e grazie a te che ho conosciuto anche tante realtà e di Mhm. conseguenza portavamo su Roma
tutti questi prodotti li proponevamo e devo dire che hanno riscosso un grande successo. E ora siamo così, abbiamo chiuso nel 2017, però non ci siamo, diciamo, abbiamo lasciato un po' in sospeso questa chiusura perché chissà, appunto io ho fatto questa nuova scelta di diplomarmi in pasticceria, che è un mondo infinito, e in più ho preso una specializzazione in pasticceria salutistica, che è un mondo anche lì molto interessante perché va, diciamo così, a dare gusto e piacere alle persone che purtroppo sono intolleranti o allergiche a glutine, lattosio e insomma tutti i vari derivati. Quindi vediamo in futuro che cosa, non vi lascio in sospeso anche io sul nostro futuro, chi lo sa, se Mhm. riapriremo qualcosina, siamo in stand-by, siamo in stand-by. Ecco, salutiamo Nico Robbio che appunto ci scrive nei commenti, Ciao scrivete Nico. pure, che dice grande lavoro fatto il Tayut. Ricordiamo che il Tayut è un locale splendido, no? Dove voi eravate veramente gli artefici di quello che si chiama l'accoglienza, la vera accoglienza, no? Che bravi Esatto. nell'accogliere i romani, ma soprattutto gente da tutto il mondo e anche i friulani, no? Perché è locale vicino al Colosseo, quindi in un posto anche nel centro storico, no? E quindi abbiamo fatto anche un gemellaggio noi, no? Ti ricordi, no? Un Sì, vero, gemellaggio verissimo. eh, anche con Udine, perché comunque con Udine nel centro storico, sempre con un locale, se ti ricordi, anche alle volte abbiamo fatto sinergia, no? Sì, E, grande. e il Tayut, appunto, era il nome, no, di questo locale che in attesa di riaprire chissà dove, chissà quando, chissà come, ma a breve ci saranno delle Speriamo. sorprese. Però il Tayut era la parola giusta, no? Perché? Il tagliuto è il taglio, poi correggimi tu, no? Se l'equivale a un Sì. decilitro, no? L'unità di misura. Quindi in realtà il tagliuto nasce a Roma nel 90 dal socio di mio padre che aprì un piccolo localetto, la classica osteria friulana, chiuso nel Mhm. 97 e noi abbiamo deciso, cioè loro decisero di riaprire nel 2003, poi il socio per una serie di situazioni abbandonò e io subentrai insomma con mio padre e mi sono appassionata alla vostra terra perché è una terra fantastica e devo dire ancora a Roma ai margini della conoscenza, nel senso che non la conosce quasi nessuno. Oggi vedo qualche vino qua e là, qualche prodotto qua e là, però ancora c'è tanto lavoro da fare, tanto lavoro da fare. E quindi noi ce l'abbiamo messa Perché tutta. perché una terra, appunto, un territorio, non solo del Friuli Giulia, ma quindi anche altri, è possibile conoscerlo attraverso i prodotti, no? Attraverso l'enogastronomia. E quindi voi Esatto. riuscivate a fare quello, no? E quindi a Io stozzicare l'appetito e per far sì che poi le persone, tanti poi sono venuti in Friuli grazie a voi, no? Perché comunque uno dice adesso vado a sì, vedere proprio quell'azienda, quel prodotto e il suo territorio, no? ma sai, poi io ho organizzato anche qualche viaggio ai clienti, li ho mandati dai chiaramente produttori in agriturismo, eccetera, eccetera. Mhm, Qui ero andata a fare un colloquio da mhm. in un ristorante molto importante a Roma, però purtroppo, ahimè, Covid, niente, questo Covid c'è e quindi è andato oltrepassato. E quindi Sei tu dicevo, questo. sì, io non sembra, io mi cambio, ma giuro che sono io, giuro che sono io. Anche questo giuro che Vediamo, sono io. adesso faccio Questo è il vedere mio, anche questo è il new qualche look, foto. Questo è il new look. Questo è anche il new look.
E qua Quindi, dove sei qua? Dove sei? qua è grande passione. Qui è quando insegnavo, facevo animatrice turistica. In realtà Mhm. la mia prima grande passione è il tennis e quindi qui insegnavo e qui stavo facendo un Perché tu, servizio e mi hanno ripreso. perché tu sei anche una vera sportiva, no? Sono sportivo anch'io, istruttore, ma tu hai giocato ad un livello anche Sì, importante, no? Quindi hai... No, racconta anche questa parte qua che è molto eh, interessante, no? Perché non è che giocavi per sì. passione, ma giocavi per vincere, no? E quindi cosa hai vinto? Come ti sei Eh, piazzata? In che categoria hai sempre sì. giocato? Sempre si gioca per vincere, sempre. E tu me lo puoi confermare, no? Quindi la Sì, passione prima di tutto, ma sempre si gioca per arrivare primi. E io, sì. vabbè, in realtà sono stata campionessa regionale under 12, poi ho fatto varie qualificazioni, eccetera, eccetera, poi purtroppo per problemi fisici mi sono dovuta fermare. Però in realtà è la mia, devo dirti, la mia più grande passione, il tennis. Cioè, se io quando entro in campo e sento il profumo della terra rossa è qualcosa di meraviglioso. E non è detto che non prenderò anche il brevetto di istruttrice. Chi lo sa? No, questo Mhm. l'abbiamo anche visto lasciato, come dire, in stand-by. E qui mi ero presentata come istruttrice di tennis nei villaggi turistici e è stata un'esperienza divertentissima perché chiaramente ti diverti, fai quello che ti piace, insomma, insegni, trasmetti più che altro la tua passione a qualcun altro, che penso sia una delle cose più belle che ci possano Mm. essere. Comunque E- si gioca per vincere, come hai ben detto, però è un vincere sempre leale e sempre parte da come siamo noi all'interno, cioè dalla voglia di migliorarci e di far bene e di perfezionare la tecnica, di riuscire a fare quel colpo, quel rovescio, quel è qualcosa che vero. ti dà soddisfazione perché sei riuscito a farlo bene e magari poi vinci, no? Perché poi vince chi è più bravo, no? E quindi chi si è preparato meglio, no? E questo tuo spirito l'hai sempre avuto perché comunque già al Tayut, quando lavoravi, eri sempre pronta a fare qualsiasi ruolo, quindi dal cameriere, da quello che accoglie, da quello che fa Vero. il sommelier, quindi sei sempre data da fare e poi hai anche adesso fatto questo corso, questa scuola giusto di un'accademia Sì, di ho pasticceria, fatto, no? esatto, sì, Mm. che ho fatto l'accademia di pasticceria che è durata 3 mesi, adesso attualmente stiamo facendo il tirocinio, perché in realtà sono 3 mesi di teoria Mm. in accademia e 3 mesi di pratica a livello, quindi chiaramente in laboratorio. E dopodiché poi uno spera insomma di inserirsi nel mondo del lavoro. È Mhm. anche qui dedizione. Si è collegato papà, quindi lo saluto, ti mando un Salutiamolo, abbraccio. salutiamolo. Un grande Eh, saluto. Adesso lo frego io sì. che gli mettiamo una bella foto ricordo qua. Ah, qui indovina dove eravamo? Sai, qui eravamo Eh, alla... Subida, Vediamo se subida. indovini. Grande. Qui eravamo alla Subida, sì, e abbiamo aperto un vino di un'annata che non mi ricordo, ma era un'annata, non me lo ricordo. Sì, Mm. 2013 mi sembra era. Sì, sì. Sono passati un po' di anni, ma noi siamo sempre Ah, giovani, eh. sì, 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 rimaniamo sempre così. Anche la compagna, Esatto. al saluto, Sì. un abbraccio. Ile- E- Ilenia. Ah, questa qua è Rosa Maria, la conosci? Salutala. Sì, sì, è la compagna di mio padre, quindi gli do Mm. un abbraccio perché ci ha Eh, sostenuto anche lei, perché sai, fare il nostro mestiere è tosta, no? Quindi, come dici tu, dedizione, costanza, passione, essere veramente, fare di tutto. mm. Quindi, quando hai un'azienda tua, infatti oggi quando mi ritrovo a fare solo una cosa, quasi che mi rimane un po', è come dire, no? E diceva, va, solo quello Salu- fai. Salutiamo anche Ciao Taziana. tanti.
una mia carissima amica, collega tra le tante altre cose anche. Ah, Quindi ecco, collega adesso anche con... colleghe ed ex imprenditrice, cioè imprenditrice anche lei, perché anche lei ha avuto attività di famiglia, quindi Mhm. questa anche è una bella. Qui eravamo in Argentina Ah, ecco, sì. con il mio compagno, sì, Ecco, quindi raccontami dicevo, questa parentesi qua importante, no? Che è una parentesi che adesso si sta aprendo, no? Perché è già c'è già il profumo di questo nuovo lavoro, nuove idee che mettete in piedi assieme voi due, no? Perché anche il fatto di andare in Argentina è stata una bella esperienza per poter poi portare anche qualcosa di nuovo, no? Racconta questa cosa qua. assolutamente. In Argentina, al di là del fatto che è stata un'esperienza bella perché oltrepassi l'oceano, vivi un'altra realtà, assolutamente un altro mondo, è veramente sembra, loro sono lui è italo-argentino, quindi hanno gran parte della loro, diciamo, della loro cultura, della loro tradizione, delle loro usanze, dicono che sono italiane, però in realtà su tanti aspetti sono molto diversi, quindi è bella questa cosa di unirsi e di sperimentare queste nuove esperienze, no? Mhm. E poi devo dirti una cosa curiosa, che hanno a livello enogastronomico sono molto simili al Friuli Venezia Giulia. Quindi hanno la selvaggina, hanno la trota, hanno... Questo te lo voglio dire perché è stato comico, perché quando l'ho letto ho detto non ci posso credere, dobbiamo assolutamente fare qualche piatto perché questa cosa è troppo comica. E lì eravamo proprio a Buenos Aires, quindi abbiamo fatto un bacio a mio fratello che mi sta seguendo. Ciao E, Claudio. te lo ricordi? Non so, tu l'hai conosciuto? Non so se te lo ricordi, il piccoletto. Sì, lui era piccolo, noi eravamo già grandi. Sì, ma noi rimaniamo sempre uguali, però. Sì. Oh, non vedo l'ora di E, rivedervi, eh. Venite su, dai, venite guarda, qua ad aprire il Tagliut friulano. io non ho niente detto. Guarda, io aspetto sempre e spero di riuscire a riaprire e riaprire con le novità, perché chiaramente, insomma, poi i progetti vanno avanti, sai, non è che io mi sto fermando, ci stiamo migliorando, però, Vedo, vedo, vedo che sei in qui ero cammino. sì, sì, qui ero a Via dei Coronari, che è una delle zone, è la zone di Roma dell'antiquariato, Mm. perché ci sono dei negozi di antiquariato fantastici. E ho mangiato il supplì al telefono, conosci? Ah, sì, sì, Non so se buonissimo. sai, esatto. E Eh, quindi è stata veramente una piacevole giornata, poi senza tranquillo, non c'erano tutti quanti turisti che ci mancano tanto, però passeggiare e mm. godersi Roma così è veramente molto bello. Vabbè. Questa è questa è una foto che chiarisce molto, molto bene che comunque ti intendi anche di vini, no? Qui ero a mangiare, ancora me lo ricordo, qui stavo bevendo uno Chablis. Eh, Esatto, perché avevamo deciso di fare una cena un po' particolare e quindi stavamo finendo con dei formaggi francesi e stavamo bevendo uno Chablis. E, mm. e la passione per i vini, questa la devo a mio padre perché io ero astemia, quindi questo è molto comico perché è un episodio comico. E mio padre mi ha detto: Non posso avere una figlia astemia che lavora in un'enoteca. E così abbiamo Ecco. cominciato a fare degustazioni. Ecco, che Andiamo di qua. degustare non è bere, degustare è Esatto, assaporare e ci sono proprio i tre passaggi, no? Quindi il profumo, poi il sentire il esatto. sapore e poi quello e poi l'andare avanti, no? Che proprio racconta tu i tre passaggi che sono importanti, no?
Allora, la degustazione del vino è importante perché innanzitutto va degustato a piccoli sorsi. Questo va Salutiamo detto. Davide. Ciao Davide. Io ho cominciato a degustare ai Super White dei Friulani. Non so se sai che a Roma ogni anno facevano i Super White e quindi mio padre mi ha, diciamo, portato qui facendomi partire dai vini dolci. E, sai, sono un po' più abboccati, un po' più... E quindi ho detto, Esatto. ok, cominciamo da lì. Quindi in degustazione cominci piano piano a sentire i primi sentori, quindi i primi profumi, allora ti riportano, non so, la famosa margherita, i famosi miele, e poi dopodiché siamo passati ai bianchi e dopodiché Mm. ancora siamo passati ai vini rossi, che sono, diciamo, quelli per la degustazione un po' più impegnativi. E da Che lì ho dici? cominciato Che a andrebbero abbinati, no? Anche quando si fa una degustazione ci sono dei rossi anche da 15 gradi, no? Che quindi, come abbiamo noi qua delle assolutamente aziende, sì. che poi li puoi abbinare anche la cioccolata, quella fondente a 85, no? Quindi sono tutte cose, 85%. 85%, oppure anche a delle buone grappe, no? Quindi che qua in Friuli ci sono, no? Beh, io direi assolutamente, io direi che assolutamente sì, assolutamente sì, direi che gliela vogliamo dare questo premio al Friuli, no? Io mi ricordo che noi avevamo la ceschia di Ramandolo, la nera, Mhm. del 1971 e faceva 60 gradi e un Eh, cliente veniva soltanto per quella Però e si faceva 60 gradi erano comunque impeccabili, non è che sono, perché deve essere proprio fatta bene, perché quando superi i no, 50, chiaro. Chiaro, no, era fatta benissimo. Noi, vabbè, avevamo tutta una serie di selezioni di grappe che partivi, non so, dalla Domenis, andavamo alla Cestia, non so se Pagura, che mm, faceva tutte queste bottigliette disegnate lui a mano, le scriveva tutte a mano, lì era mm. bellissima. E poi Sì, sì, sì. avevo anche ideato un gruppo d'acquisto dove noi andavamo alla ricerca di queste piccole aziende che riuscivamo a prendere, diciamo, tanto vino, il vino che noi perché ci piaceva di più e quindi cominciavamo anche a proporlo alle persone ad un buon rapporto qualità-prezzo e da lì anche la promozione quindi del territorio che era, non so, ad esempio Ramandolo, quindi con Anna Berra, ad Esatto. esempio, Sì, sì, sì. Nimis, che sono posti che non conosce praticamente quasi nessuno. Quindi, No, eh, sono anche delle sottozone, no? Perché tipo lo Scoppiettino è una sottozona e quindi sì, bisogna anche venire sul posto, no? Perché spesso il vino anche poi se tu lo sposti cambia, no? E quindi assolutamente perché sì. in bottiglia il vino rimane sempre vivo, no? E quindi bisogna saperlo trattare, conoscere, sapere come berlo, quando berlo, come abbinarlo, e sono tutte cose importanti, no? Che Ho non sono bevuto da l'altra sottovalutare. sera lo schioppettino. Ah. Ceschia, sai che adesso conosco molto bene che una mia amica, la ragazza che adesso gestisce la parte appunto anche che crea eventi, la parte dell'accoglienza, e quindi abbiamo fatto anche un percorso, perché io faccio istruttore, accompagno anche le persone a fare degli anelli che mappo, e dopo c'è sempre una degustazione magari in un'azienda, e siamo stati appunto da Ceschia, ti manderò, magari la prossima volta quando faremo un'altra intervista, magari che così facciamo un po' anche, facciamo vedere un po' anche quelle che sono un po' le foto di alcuni abbinamenti, e così magari li discutiamo assieme per fare un po' Volentieri, di no? molto volentieri. Sì, sì, sì.
Io facevo il Eh, budino al piccolo. Ah, beh, qui. ma dopo Che vediamo, vediamo dopo. Questa qua sei sempre tu sempre nelle io. No, nelle varie versioni. Sì. Io sì, qui è un periodo dove avevo finito. Ah, questa è una foto. Qua sa di tappo. No, è una foto che mi ha fatto un cliente che in realtà, una ragazza, Mm, faceva portava ogni tanto dei clienti, perché faceva uno scambio proprio culturale con l'estero. Quindi ogni tanto e gli proponeva il nostro locale perché si trovava bene, era molto accogliente, intimo. E quindi per le mm. persone che volevano mangiare qualcosa di particolare a due passi dal Colosseo fondamentalmente, quindi nel pieno centro storico, e quindi mi hanno fatto, e qui è il cambio look, qui avevo, cioè, ero capelli rossi, così, cambio look, quindi Tu cambi sì, sì. spesso e quindi anche i tuoi piatti, che dopo vedremo alcuni, che così, visto che non abbiamo mascherina, possiamo assaggiarli. Non Hai- voglio mai. No? Sì, sì, io devo sempre cambiare. Vabbè, qui il tramonto penso sia una delle cose più, più belle, anche perché quando c'è il tramonto, il giorno dopo c'è sempre qualcosa di nuovo da sperimentare. Mm, Quindi a me non mi piace mai fermarmi, perché penso che il giorno dopo c'è sempre qualcosa di creativo da fare, da proporre, da realizzare, e mm, quindi non mi piace mm. stare ferma. Ah, eccola, ecco il gemellaggio. Qua siamo noi, E io- no? Con Claudio, alle volte. esatto. eh, e lui, anche lui è molto versatile. Lui ha un locale comunque con cucina internazionale, molto bravo nel pesce, negli stuzzichini. È sempre lì, sai, siamo andati anche questa settimana a trovarlo perché sto portando avanti una rubrica Esplora e Ama, quindi scopriamo il FVG e siamo proprio andati a trovare, visto che eravamo a parlare di Udine, del castello di Udine, del Colle, e siamo passati proprio appunto proprio da lui, no? Quindi lo saluto, Claudio. E poi mi ricordo che abbiamo mangiato benissimo tra le tante altre cose, quindi un posto elegante, lui simpaticissimo, i piatti, vabbè, è inutile dire deliziosi, Sì, quindi sì, bevuto sì. Ecco bene, una qua, cantina. Giustino, salutiamo Giustino ancora. Sì, Vediamo se si sì. commuove. Siamo stati tanto, dal 2003 al 2017, eh? Sai, qui Mm. ero a Valvasone, qui ero a Che Valvasone. Valvasone è verso il Veneto, no? Sì, ed ero, se non mi ricordo, non so, ero con delle carissime amiche, beh, tu sai che io ho più amici in Friuli che a Roma, ed ero Mm. con loro a mangiare qualcosa ed ero andata a vedere sicuramente qualche monumento o museo perché sono appassionata di arte, e quindi eravamo andati sicuramente lì nei dintorni e poi ci siamo fermati a mangiare qualcosa lì. Mm. Ecco, new look. Sì, anche qui nel look, sì, con creazioni artigianali, perché io faccio anche creazioni artigianali tra le tante altre cose, quindi anche questo è new look. Ecco. Potrei Bene, e fare, qua siamo già all'attestato, mm, ecco, 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 ma questo è, parlami di questo è questa cosa. stato, quello è l'attestato della pasticceria saludistica, che sono stati 3 giorni di master, e molto intensi perché abbiamo fatto 8 ore, 9 ore. Quindi è Mm, stato un master che è stato proposto dal nostro professore che è Ciro Chiummo, che è stato campione mondiale, ed è una persona fantastica che spiega benissimo perché è un argomento tra le tante altre cose molto complicato, nel senso che appunto, come dicevo prima,
andiamo a dare un gusto a delle preparazioni che comunque sono senza lattosio, sono gluten free e quindi non sono poi facili da bilanciare, da preparare. Ed è stato molto interessante perché poi ho scoperto ed ho imparato, ad esempio, farine nuove come la farina di teff, una farina con un ascino piccolo che non viene decorticato, insomma, sono tutte cose tecniche che però devo dire che poi alla fine abbiamo fatto tutto un buffet, una carrellata di buffet eccezionale. Se chiudevi gli Sì. occhi e mangiavi quei prodotti, dicevi non ci posso credere che sono salutistici. Ma Quindi prima di buono. entrare nel merito, no? Perché voglio farti delle domande, perché voglio capire bene quindi il tuo ruolo, no? Quindi perché appunto cucinare per chi comunque magari ha delle intolleranze e quindi tu crei qualcosa, ma devi riuscire a fare chiaramente rispettando queste regole fondamentali, no? Affinché uno poi stia bene, no? E non stia male, Certo. ma però tu pensi al benessere e soprattutto anche ad una cosa importante che è il gusto, no? Quindi riuscire a Certo. riequilibrare quello che manca con qualcosa. Quindi questa cosa qua me la spieghi bene dopo, no? Però io adesso vedo dietro lì tanti libri, quindi vuol dire che hai studiato, no? Che libri sono? È una Sì, sciabola. diciamo, Fammi vedere questa non sono sciabola. tutti, non sono tutti i miei, ma devo dire che... Allora, questa sciabola, non so se si riesce a vedere Sì, bene. sì, 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 La vedete questa? sì. Allora, questo vabbè, è il libro di Massimo Bottura dell'Artusi, che insomma è un libro dei best a livello, penso, mondiale. E questa è Mhm, la sciabola del Conte d'Atmis di Maniago, che è uno dei produttori, posso dire, più importanti, no? Me lo mm. confermi? Sì, Più sì, sì, importanti sì. della regione. La sciabola viene proprio da Maniago, che è il paese dei coltelli. Mm. E io con quella ci sciabolavo Però bottiglie di spumante, champagne, quello che era, insomma, quello che capitava. no, volevo aggiungere che comunque, sì, è vero, Spilimbergo, no? Maniago, che è vicino a Spilimbergo, però l'azienda è a Butrio, no? Sì, Giusto? Eh, sì, l'azienda è no. esatto, sì, bravo, ottima precisazione. Che appunto è tra Udine e Cividale, un po' più basso nella pianura friulana, quindi diciamo la strada che Come poi orientali. da Udine va esatto verso Cormons e dopo si prosegue a Gorizia, quindi un po' più bassa, no? Su quell'asse lì c'è una strada, perché allora il Friuli praticamente se lo tagliamo a metà, Mhm. praticamente da Udine si va a Cividale, più basso c'è la strada che va verso Gorizia e più basso ancora si va invece in diagonale, si scende, si va verso il mare, verso Trieste, no? Quindi lì c'è Butrio, no? Che ci sono tante aziende lì, no? Perché lì c'è anche il punto anche delle zone del Grave, no? Che si passa verso la zona collinare, iniziano le colline lì a Butrio, no? È una bella Dove c'è realtà, quell'azienda lì, no? dove c'è anche il Anche, Picolit, no? sì, sì, esatto. Come dimenticare. Dopo vediamo qualche foto anche di lì. Adesso ti faccio vedere questa foto qua. Oh, questa è la mia, quasi che mi commuovo, guarda, perché questa è la torta dell'esame, è stata la torta dell'esame finale che ho fatto come, diciamo, quando mi sono diplomata in pasticceria ed è una meringata. Ta-da! E eccola, eccola. È stato emozionante perché ho fatto tanti sacrifici e soprattutto perché, sai, hai un'identità, no? Nel senso, per diventare pasticcere ci vogliono 10 anni, sai? Proprio pasticcere, proprio per dire pasticcere Mm. 10 anni.
però iniziare questo percorso per me è stato veramente molto emozionante, Mi stimolante, piace? riscoprire, sì, A, tanto. Mi è sempre A piaciuto. Roma Academy, mi piace anche il nome, già lì si vede che le cose sono fatte bene. A Roma Academy. Sì, E no, è una quindi buona c'è la scuola. Roma. A Roma No, no. oppure c'è la Roma? Il- Beh, noi siamo, beh, è una scuola eccezionale, una scuola ottima, gli insegnanti sono stati veramente fantastici. Io ho preso questa decisione perché comunque avendo chiuso l'attività e avendo chiaramente, sai, l'obiettivo di, te l'ho detto, di voler riaprire, non mi fermo. Però ho detto perché non ampliare quello che è una delle tue passioni e non creare anche una tua identità lavorativa. E quindi ho detto proviamo ed è stato bellissimo perché ti dà un bagaglio proprio culturale, cioè di studi pazzesco, veramente bello, bello. Ogni giorno era, oddio, mi alzo, wow, chissà oggi che cosa imparerò di nuovo. Perché uno dice, faccio un dolce, io solo volevo imparare a fare una crostata e invece no, c'è un mondo, una chimica, è una cosa fantastica, è bellissimo. quindi Quindi finalmente poi è arrivato il grande giorno, no? sì, Quindi quello è stato poi, diciamo che ci hanno proposto questo master che durava il tirocinio, diciamo, scusami, il corso è durato 3 mesi per diventare, diciamo, pasticcere. Mentre questo attestato in pasticceria salutistica era un master che durava appunto, come vedi qui, 3 giorni. E è stata una scelta, potevi farlo o non farlo. Io me ne sono super appassionata da subito e ho mhm, detto lo faccio e provo. E quindi bene, abbiamo detto perché no? E così l'ho fatto. E questo è stato il ecco. professore che mi ha, mi ha cambiato, non so come mi commuovo quando lo vedo perché mi ha cambiato un po', non dico il modo di professionale di vivere il lavoro. È stato per me veramente un professore importante. Eh, Mi ha permesso di capire, di vedere oltre quello che ci stanno i numeri, mi ha ridato la passione per lo studio, per quello che pensavo non sarei mai riuscita a fare. Invece, grazie alla sua empatia, sono veramente oggi quando entro in laboratorio mi vengono in mente i suoi insegnamenti e fantastico, è stata veramente una figura professionale che mi ha dato tanta, tanta forza, perché poi lavoriamo tutti quanti, no? Noi lavoriamo manualmente perché fai una torta manualmente, però poi dietro a quella torta ci sono tante, tante cose, come dietro una bottiglia di vino, quindi c'è Esatto, tanto, esatto. tanto lavoro. E lui è Mm. stato veramente per me, magari lui ci avrà tanti allievi, ha avuto tanti allievi, ma qui era in Argentina, Las Marianas, un caldo quel giorno, La bodega. bodega, sì. E, guarda, faceva 50 gradi. E sai, qui in questa azienda ci hanno aperto una porta dove c'erano dei spumanti con la musica Mhm. per Ah, rendere vivi i lieviti. bello, E, sì, è bello e fighissimo. utile. Sì. E qui ho assaggiato il Vionier e non so che altro. Eravamo a San Juan, e, beh, zona di grande produzione di vino. Mhm. E qua William Shakespeare cosa dice? Che
io che porto avanti il progetto di Giulietta e Romeo in Friuli, perché i veri protagonisti sono appunto, sono stati friulani e poi aveva scritto appunto Luigi da Porto questa storia che era la storia dell'amore con Lucina, no? Savorgnan, ha scritto questo diario, poi è morto e poi William Shakespeare ha romanzato, no? Ma lui cosa ha scritto qua in questa frase? Perché ti ha colpito questo? Allora, era un'azienda che innanzitutto produceva tanti vitigni, quindi aveva tanti vitigni un po' insoliti come il Gewürztraminer, ed era sottoterra e diceva le bottiglie non guardano vino se Mm. non la materia incandescente dei sogni. E quindi ho detto come non fotografare questa cosa, no? Perché dietro il vino c'è un mondo, no? Mm. Emozioni, lavoro. Eh, io An- quando vendevo, annate, annate diverse, no? Che ogni esatto, quando annata, ogni vendevo un bottiglia ha vino, la sua storia. infatti erano tutte, questo chiaramente era vicino alle botti, no? Dove c'erano proprio i vini d'annata. Sì, sì, sì. Oh, qui è, vabbè, Mm. Siuman che non altro a parlare dei sogni. Proprio, questo è, allora, questo è, beh, ci sono legata perché l'ho obbligato papà a comprarlo contro la sua, perché chiaramente parliamo di... Allora, questo è l'anno domini di Anna Berra, Mm. che non fa più, credo, non lo fa più. No, ha E cambiato, questo è, sì. sì, e questo è il Zium Sogno, che è un 2006 se non erro. Mm. E, e mi ha colpito perché vedi che c'è una frase, adesso non ricordo bene, però c'è una frase scritta, Sì, sì, esatto, e- sì. che è scritta dalla, se non ricordo male, dalla signora, dalla mamma dell'ex proprietario dell'azienda. Estasi E quindi ho che detto, cioè proprio, ballerà sulla collina, no? Balli sulla collina, no? Però vedi, sono nomi che comunque non sono casuali, no? Lo Sium veramente è un vino che è molto elegante, molto avvolgente, molto particolare, come già dal nome, no? Vedi, sono nomi che rappresentano il vino, no? Non sono casuali, ma giusto? l'azienda, io quando sono andata lì Mm. a Prepotto, ehm, che ho visto l'azienda, dalla bottiglia ai vini, guarda, avevo anche un'uva che avevo comprato da loro perché proprio è un'azienda proprio elegante. E ho detto, io voglio acquistarle queste tre bottiglie in una scatola di legno e le voglio mettere proprio in esposizione. Invece poi avevo un signore che lavorava in Alitalia, un pilota che Mm. ogni volta che veniva, niente, era solo io dicevo, ma no, ma prendi qualcos'altro. No, lui si prendeva quello con i suoi formaggi e finiva lì così, insomma. Alla fine Ah. era lontano Prepotto per noi. Mm. Oh, questo era, sai, questa è una storia un po' curiosa perché te la farò, cercherò di fartela concisa. Io, questo è un budino al picolit, Che hai che è il fatto vino tu, dolce, no? Mm. esatto, che è il vino dolce friulano per eccellenza, no? Quindi Mm. DOCG, eccetera, eccetera. E io quando decisi di inserire questo dolce mi impegnai tantissimo, avevo 20 anni, forse 21. E venni al ristorante, non avevo studiato nulla, cioè, mi misi lì a trafficare in cucina. Venne al Mm. ristorante uno chef stellato e io tutta contenta gli proposi questo dolce e mi fa, questo dolce fa schifo. Proprio così mi disse, testuali parole. E si ma ah, accidenti. Quindi incassai questa frase e gli dissi, va bene, cosa devo fare? E lui mi fa, se tu mi proponi questo dolce come un tuo dolce innovativo, va bene.
se tu me lo proponi come un budino, sappi che stai proprio sbagliando strada. Al che io dissi, oh mio Dio, immagina una ragazza di 20 anni, no? Mm. Che faccio? Cioè, incasso Ma, questa ma cosa e tu, dico, ma tu molto eri umile e quindi hai fatto altro che capire dove era il messaggio, perché alla fine era un suggerimento, no? no, io gli ho chiesto cosa devo fare, chef, a questo punto. Lei che cosa mi consiglia? Come mi devo muovere? Perché la pasticceria è sempre stata la mia grande passione. E dice, guarda, fai così, così e così. E poi ci siamo andati in televisione con questo dolce. Quindi devo dire che Ecco, alla fine è andata bene. vedi, salutiamo Saluto la Sonia. mia amica Sonia, che è come per me una sorella, quindi la saluto e l'abbraccio forte forte. Mm. Chiediamo a Sonia se ci scrive che cosa vuol sapere da te. Intanto io ti chiedo appunto che sei andata anche altre volte in TV, ma perché? Perché vi chiamavano proprio come rappresentanti di alcune regioni, no? E quindi voi, perché c'è una trasmissione appunto lì a Roma che tratta appunto argomenti enogastronomici di tutte le regioni d'Italia e quindi voi eravate i rappresentanti del Friuli, giusto? Come si Sì, chiamava? come sempre. Allora, si chiama TV 2000, che è la TV del Papa, se non erro. Mm. E la prima volta ci hanno chiamato singolarmente dove abbiamo portato Frico, Cubana e mi sembra basta. La seconda volta invece c'erano tutte le regioni d'Italia e noi siamo andati chiaramente abbiamo proposto Friuli Venezia Giulia con trota lardellata, ravioli con radicchio in forma di Frant, budino al picolit e picolit chiaramente come bevanda. E poi abbiamo portato... Ah, questo è il flan. Qui siamo in Che non è il Argentina. budino, che non è il budino. Sì, è una sorta di creme caramel col dulce di leche che è una confettura di latte e zucchero, che è una bomba, ma è fantastico. Chi ama il dolce è fantastico. Ti ho interrotta, Oh, figura! finisci di E- raccontare la No, siamo TV del andati in Papa. TV con la trota, siamo andati con le uova di trota, chiaramente con le famose perle rosse. E è stato bello perché comunque, sai, quando ti impegni tanto per proporre una regione, che poi noi abbiamo tanti amici, siamo proprio legati alla regione, quindi sai che papà l'ho portato fino in Slovenia senza dirgli nulla, gli ho fatto fare tutto il carso all'interno, fino ad arrivare, e non arrivavamo mai per arrivare ad un'azienda dove poi non c'era neanche nessuno, episodi comici, te ne potrei raccontare infinità. E quindi siamo stati, Perché andavi alla scoperta, no? Io dico sempre scoprire e riscoprire. Alcune cose si scoprono, no? Che sono nuove, ma alcune cose si riscoprono che c'erano già, però magari non sono conosciute. Allora, questo mix parte dalla curiosità e questo, secondo me, quello che facevi esatto, tu, e ti invito a farlo, a continuare a farlo, è una cosa bellissima, perché così sei tu che porti alla luce, metti in luce certe aziende, certi vini, certi prodotti che magari altri non hanno l'opportunità di andare, no? Perché magari qualcuno non riesce a spostarsi. Allora eri tu che andavi a cercare e poi portavi. Ma non ti sei mai infatti, demoralizzata neanche quando non riuscivi a trovare. infatti, no, perché io l'ho ingannato, perché ho detto, vai, 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 non ti preoccupare, tu cammina, cammina fino al fondo perché volevo andare a trovare la Raiade, che Mm. aveva un Cabernet Sauvignon 3 stelle, eccetera, quindi io volevo assolutamente assaggiarlo per prenderlo, proporlo, e niente, alla fine Che è c'era vicino lì al una confine. signora, sì, esatto, che non parlava neanche italiano questa signora, quindi papà ha detto, me lo potevi dire prima, perché ho fatto chilometri, chilometri. Vabbè, no. Però uno deve andare a vedere, a provare, a testare. Oh, questi sono i nostri suppli. Dico i nostri perché li ho fatti anche Vedi? con Nino. Collaborazione, sì, sì. Eh. Sai come si fa il supplì alla romana?
vero. No, E con i raccontami, regali, raccontami. con- io, la mia bisnonna aveva l'osteria a via Panisperna, che è una delle vie più antiche di Roma. Vedi, E vedi che c'è nel sangue. lo so, io mi allontano da questo, ma prima o poi si fanno con i regagli di pollo. Tutti i regagli di pollo, si fa il sugo con il riso, si tosta il riso, eccetera, eccetera. Poi in realtà il pangrattato si fa un po' più grossolano, si gratta proprio, non è quello che uno compra. E poi si chiamano al telefono perché in realtà quando si divide in due il supplì deve filare la mozzarella. È per questo che si chiamano al telefono. Ed è questa la cosa, insomma, che uno dice, i supplì romani al telefono. E all'interno ci si deve mettere la fogliolina di basilico, chiaramente pomodoro buono, questo è neanche e deve fare crunch quando lo mangi, capito? Cioè deve proprio scricchiolarti sotto i denti. E, e quindi io e Nico abbiamo voluto provare in questo periodo Covid di riposo i supplì Mm. Bene, bene. buoni. E qua? Oh, qua è... Allora, qua eravamo si chiama Pariscia, Pariciada o Paricia, e in realtà eravamo sempre a Buenos Aires, in Argentina, e stavamo mangiando la famosa grigliata argentina, quella che noi chiameremo una grigliata, e ci sono anche loro le chiamano le mollejas, che sono le animelle, e loro le fanno alla griglia. Ciao Cri, salutiamo Cristina. E poi c'è lì il sanguinaccio, e loro usano fare in Argentina c'è il famoso asado. E Esatto, in, l'asado. in questo caso è questo qui, c'è il mix di carni con il chimichurri, che è una salsa a base di aglio, prezzemolo e olio. E poi qui ci sono i diversi tipi di carne che vanno dall'entrecot al filetto, al controfiletto, e inutile dire che hanno un sapore Mm. spettacolare. Eh. Aggiungiamo un po' di vino qua, Oh, che sennò avevamo già la gola guarda, asciutta. guarda, Bisogna proprio sempre... infatti volevo fare l'intervista con un calice, con un thai, però poi ho detto, vabbè, magari la faremo alla prossima, così almeno... Dobbiamo sempre abbinare anche il vino, no? Perché è importante abbinare il vino? Se il piatto è È buono anche. È Eh? importante perché il vino dà gusto e soprattutto perché cambia. Il vino abbinato a un buon piatto cambia. Degustare il vino abbinato a un buon piatto e un buon piatto cambia sapore abbinato a un buon vino. E in questo caso noi era il 25 era Natale, abbiamo deciso di prendere il Malbec e chiaramente botte americana, mi sembra, Mhm. e cosa di super strutturato, sentori di cuoio, liquirizia, tabacco. L'abbiamo aperto 2 ore prima, Eh. nonostante fosse un 2017, perché il Malbec è un vitigno sconosciuto, cioè qua in realtà, non so, in Italia è molto sconosciuto, Boh, qua però si vede anche il grappolo, no? Che è un sì, grappolo particolare, no? Molto tozzo. sì, devo dirti che qua questo caso è molto lavorato il Malbec. Poi c'è il Malbec, diciamo, devo dire, di pronta beva, quello che noi chiameremmo di pronta beva, che Mm. è bello aspretto, particolare. A me ha colpito perché io bevo solo vini bianchi, chiaramente
venendo dal Mm. Friuli, oramai dico vengo dal Perché Friuli perché mi avete adottato, posso dire che mi avete comunque, adottato. comunque, secondo me, quando si entra in un ristorante di quelli buoni, dove anche vengono preparati dei piatti particolari, è importante abbinare il giusto vino, ma è secondo me anche giusto farsi coccolare e farsi suggerire appunto il vino giusto, che comunque viene Esatto. studiato, no, l'abbinamento. Poi, secondo me, l'accoglienza e anche chi gestisce deve essere anche bravo a trovare già le varie versioni a seconda dei gusti, perché magari se a me non piace il rosso, allora uno dice vabbè, vediamo l'alternativa, no? E quindi sì, sono tutte cose che non sono facili, no? E da come tu lo Infatti, racconti si vede che sei brava, no? Perché comunque sai, ti intendi di tutto, no? molto presto. Quindi, cosa ti chiede qua, Sonia? Quando me lo fai assaggiare il budino al piccolit, un abbraccio forte. Ecco, la prossima intervista facciamo l'assaggio, quindi prepara un piatto in diretta e lo Perfetto, facciamo assaggiare. ci sto molto volentieri. Sì, dicevamo che io infatti ad esempio uno dei miei, da quando che abbiamo chiuso ho diciamo avuto modo, perché sai quando hai un'azienda hai veramente poche possibilità di uscire. E ho avuto modo di andare a degustare anche in altri locali, altri vini di altre regioni, altri posti, non so, altre anche nazioni proprio. Mm, mhm. E proprio l'obiettivo, ah, eccolo, questo è un altro molto buono. Ah. Loro mi sembra sono anche di origini italiane, se non erro, ma non mi ricordo. Questo è un 2013, è un Cabernet e un Malbec Sì, insieme. sì. Ah, vedi, vedi, è un ben, Sì, è un uvaggio. esatto, un uvaggio, no? O un blend, no? Si dice anche, no? Sì, sì, anche. Mm. E il mio sogno sarebbe proprio quello anche E di poi riaprire. qua, scusa, qua c'è proprio il gemellaggio fra il vino italiano e il vino argentino, no? Perché il Cabernet, no? E il Sì. Malbec. Questo qua Ma bisognerebbe loro sai assaggiarlo. che questo è buonissimo. Sono molto diversi dai nostri vini, sai? Sono Mm. molto molto diversi dai nostri vini. No, E, dico un'altra cosa, che anche il vino, quando dice, boh, proviamo questo vino, no? Berlo da solo certe volte per qualcuno potrebbe essere un problema e allora si fa il contrario, no? Per bere questo vino che magari uno dice voglio assaggiarlo, si abbinano appunto tipo degli stuzzichini, no? Che può essere il formaggio, no? Può essere il miele, la cioccolata, e allora per poter bere il vino, no? Perché comunque è anche l'incontrario, no? Non solo abbinati i piatti, ma anche qualcosa da abbinare al vino, no? sì, io per esempio a fine pasto, quando c'è generalmente adesso adoro farmi marmellate e confetture io in casa Mm. e, e devo dire che mi piace proprio a fine pasto, quando mi rimane quel goccino di vino, mi piace abbinarci il formaggio, con la marmellatina, sai, queste chicchette un po'. Quindi confermo assolutamente quello che hai detto. O anche le Assolutamente. mostarde, no? Ci sono tante soluzioni. Da voi ce ne stanno da voi si usano? Eh sì, 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 se cominci non finisci più. Esatto, una tira l'altra. E qua vediamo, perché tu sei social, no? Sei social, e quindi qua vediamo un po' qua i commenti, no? Cosa scrivono qua i tuoi colleghi? Salutiamo i tuoi colleghi della tua esperienza di quando hai studiato, no? O no? O sì? No, dici in collegamento adesso? Come? No, no, Ah, no, aspetta, no, Ah, no, no. scusa. Ok. Non vedevo. Allora, lui è il Non maestro, vedevo. lui è il maestro che ti dicevo prima, che Mm. abbiamo visto prima, e lui invece
Eccoci. Ah, dicevi quindi? Sì. Vi chiedo scusa, ma Intanto salutiamo Antonella che ci saluta, manda dei cuoricini a te, ovviamente, io non lo conosco. è mia mamma. Ah, eccola. Allora, dicevo, Ma io il non l'ho maestro... conosciuta, no? Non l'ho conosciuta mai, no, io. No, no, mamma non è mai venuta su, però sicuramente Allora, avendo il compagno... ciao Antonella, ti aspetto in Friuli. Avendo il compagno veneto, sicuramente avrà piacere a venire su, anzi, verremo tutti quanti sicuramente su. Ecco, e se no ci si vede a Venezia. Allora, ti dicevo, nella foto avevamo il maestro di cui ti ho parlato prima e l'altro Mm, invece è proprio il proprietario della, ecco, lui è Davide Malizia, è il proprietario dell'Accademia e adesso è stato campione del mondo dello zucchero artistico, è stato premiato qualche tempo fa, insomma. mm. E io sono lì dietro che Mm. taglio diamantini, che sono i biscottini, e sono molto presa, super concentratissima. Mhm. Eccomi qua. Vabbè, è inutile ripetere che è stata un'esperienza fantastica, quindi Sì, questa è sì, un'altra sì, mia certo, collega. sì, sì, sì. Così, ecco qua si vede meglio, no? Sì, qui sto scrivendo, stiamo facendo, diciamo, ci stiamo esercitando su delle decorazioni, quindi Ah, che poi beh, verranno giusto, poi applicate. vedi che Antonella Sì, ha detto che bene, fatta allora. sì, sì. Ti aspettiamo, ti aspettiamo. Dimmi Qui qua, cosa stavamo stai facendo qua? facendo, qui stavamo decorando, diciamo, ci stavamo esercitando per le future decorazioni poi da fare sulle torte. Mhm. Quindi sì, un lavoro molto, molto di precisione. Ah, anche qui super concentratissima. Qui stavo facendo, credo, una bavarese, se non ricordo male. Sì, Mhm. anche qui vedi concentrata, super Pensavo precisa. che eri in fabbrica su un tornio a lavorare No, no. Bello anche questo. Ah, Però questo è stato... dal viso, que- dalla faccia, dagli occhi, proprio si vede che ti impegni, no? Che sì, spalmi la malta lì. io sempre do corpo ed anima perché mi piace veramente tanto. Qui sto temperando il cioccolato, Mm, quindi mhm, anche qui sì, temperare il cioccolato per poi fare, non so, cioccolatini. mhm. Veramente sì, è impegnativo, sai, non è che... Ah, sì. Oh, Cioè, si suda queste sono, praticamente. No? queste sono le mie lingue di gatto, biscottini da te. Quindi Ah, ho belli fatto a da casa, vedere, belli, belli. Mm, sì, anche da mangiare. mm. Questi, questi sono i bignè salutistici, invece, ricetta salutistica. Quindi Ecco, abbiamo, sì, questi sono salutistici, delle... quindi sono per chi? Per chi è... E allora sono senza lattosio e senza glutine. Aspetta che ti mm, do senza lattosio e senza glutine. Quindi abbiamo messo in sostituzione a posto del burro, abbiamo messo dell'olio di semi e a posto della farina che abbiamo messo della farina di riso. E quindi chi ha intolleranze, chiaramente intolleranze o allergie al lattosio e al glutine, può tranquillamente mm. mangiarli Ma scusa, senza una domanda che mi hanno fatto, no? Ma queste alternative, no, per riequilibrare, no, per dare comunque quel sapore che comunque viene a mancare, no, sono più, cioè ti fanno ingrassare poi, cioè da una parte migliori, da un'altra parte o no? Mhm. No, guarda, io ho visto sulle etichette, allora,
Ti dico per quello che ho studiato fino ad oggi, per esempio per quanto riguarda il lattosio, non vorrei dirti hanno le stesse percentuali di grassi di un burro normale, ad esempio. Quindi assolutamente no, non si tratta di ingrassare o non ingrassare, si tratta soltanto di stare attenti al proprio corpo. Quindi così qua. Non è una questione di linea. Poi chiaramente, ecco, se andiamo ad utilizzare cacao, se andiamo ad utilizzare, ecco lì poi chiaramente diventa più che altro uno studio a livello di nutrizionista. Quindi, infatti, la prima cosa che comunque quando abbiamo fatto il corso abbiamo detto non andiamo ad interferire né a livello, diciamo, medico, perché poi, ad esempio, per quanto riguarda il lattosio, l'intolleranza al lattosio, si parla di deficit enzimatico, eccetera, eccetera, dice non trattiamo quello e neanche a livello, diciamo, di nutrizione, nel senso che poi lì subentra il nutrizionista che ti va a fare il calcolo delle calorie, eccetera, eccetera. E Sì, quindi sì, sì. noi sostituiamo gli ingredienti. Quindi Mm. lì vedevo un Mont Blanc Mm. passare. Esatto. Ah, sì? Ma non era per te. L'hai E fatto tu questa anche era, questo, no? sì, 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 questa era la prova che ho fatto. Mi piace fare Mm. le torte, non so se questo si è visto. Sì, Questa è si vede, penso. questa è A la noi ci piace cheesecake mangiarle. cheesecake cotta con frolla montata. Eh, Quindi sì, mhm, è la newyorkese questa, sai che di solito ci manda. Questa è un'altra meringata con mhm. frutti di bosco. Se magari non piaceva quella di prima, c'è questa. Questa è una crostata con frutti di bosco, non so se io adoro i frutti di bosco, non so se questo è chiaro, con frutti di Ecco, a me non bosco. piacciono, quindi come facciamo qua? Che a me non piacciono. Posso mica Dobbiamo creare toglierli, cioè. va bene, Direi. creeremo qualcos'altro. Ecco, Allora tu la organizzati prossima. e ecco, voglio vedere queste foto io. Oh, Questi, questo, vabbè, classico, questo è un classico, questo non è salutistico, né, no? né Come no? non è salutistico né a livello di dieta, quindi di grassi e cose varie, e neanche a livello di, questi qua sono una pasta bignè normale, quindi sono dei bignè normali, ed è un profiterol che ho fatto per Sonia, per la mia Mm, amica per il suo compleanno e questi sono dei ciuffi di meringa all'italiana, semplice semplice, mhm. ricoperto di super cioccolato. Quindi, Buono, buono, questo mi piace. questo potremmo inserirlo alla fine gara, così almeno uno si ricarica di tutte le energie. Esatto. Eh, E questa è la torta che ho fatto all'esame, è fatta con i lamponi. Ciao Manolina, lei è una nostra carissima amica, ah, che anche lei ha un'associazione culturale dove espone opere d'arte, dove beh, noi andiamo. potrebbe collegarsi anche lei con noi, così ci racconta un po' di cose, no? Sì, se Girale vuole, il link. sì. Sì, girale il link. Basta che Vuoi clicca sul girare? link. Ce l'hai tu, Manolina, no? Quello lì. Quello che, quello che sei entrata tu, lo giri e clicca e entra. Intanto salutiamo Patrizio Avella, che ci ha scritto anche lui. Belli ciao colori in queste Patrizio. torte che danno fame solo da guardarle. Eh, esatto. Molti complimenti, qua parla in francese, no? Eh sì, Eh?
Le molti plaisir complimenti. cosa? Il piacere Piacere di prima del gusto prima rimane del gusto. importante. Sì, rimane importante, esatto. Già con lo sguardo, no? Sì, si Esatto, assapora. esatto. Cosa fa allora Manola? Si collega? Cosa ha deciso? Che Ciao così la vediamo in Alessandro. diretta. Alessandro, allora, io farò Dai adesso una Manola, figura collegati che poco tecnologica. copia e incolla, del link, no? Copia e incolla. Devo andare sul suo profilo? Questo è tutto in Su diretta, ragazzi, Messenger? eh? Voi, voi Sì, state vai su vedendo tutto in Messenger. diretta. Fai su Messenger, fai copia e incolla, no? Ok. Vediamo se no, la... Si sta bene, eh? Salutiamo Alessandro. Ciao Ale, questo è un grande chef che ha collaborato con Nico. Ma scrivici da dove ti trovi, Alessandro. Che io non ti conosco e voglio venirti a trovare, no? Se non so dove sei. Dove lavori come chef? Sei bloccata. Eccomi, l'ho inviato a Manola. Eccoci. Eccoti qua. Qua eri un po' più giovane, eh? Aspetta che ritorno. Non mi fa vedere le cose che ero giovane, che poi mi viene la tristezza. No, boh, ma giovane come adesso, solo che tu ti vedi giovane. E qui ero proprio super giovane, cioè qui proprio ero ai tempi del cucù proprio. Qui avevo 21 anni, 22, non lo so, boh. Sì, qui ero Mm, proprio agli esordi. Eccomi. eccomi Manolina, dove? ci sei? Sì. Io penso che l'ho mandato il link. Sì, però boh, aspettiamo che devi cliccare e entrare con noi. Sì. Ok, dopo ne parliamo. Allora, qui ero. Probabilmente ha fatto l'errore che avevi fatto tu l'altra volta nel cliccare su quel, no? Vuoi spiegare tu come fare per accedere? No, se è entrata in una stanza e c'è solo lei, deve fare un passo indietro e cliccare sull'altro link per poter entrare, no? Ecco, quindi c'è quel passaggio lì, e quindi appena cliccato c'è un passaggio, perché non la vediamo ancora, no. No. Tanto, intanto cosa vuoi Questa, raccontare? Del Friuli, che questa cosa ti è piaciuto di più? è tutto. Friuli è bello tutto, è interessante tutto a livello sia enogastronomico ma anche paesaggistico, perché quando siamo andati a Sauris, da... non so se hai letto il commento di sotto. Manolina? Sì, boh, Manola, ti puoi collegare e non facciamo vedere il tuo viso, solo parli. Ci Va sarà bene, solo la tua parlerò io, voce. poi faremo una piccola parentesi perché ha un'associazione che è veramente magnifica. Mm, E, dicevo, il Friuli siamo stati a Stauris e mm. a mangiare da Che Elena. c'è E- il prosciutto di Sauris, no? Affumicato anche, lo speck, no? esatto.
e quindi abbiamo visto tutto il prosciuttificio, insomma tutto quanto. Poi il signor Wolf è stato veramente una persona fantastica, ci ha E raccontato tutto, ci ha spiegato. lì son buone le birre anche, no? Sì, esatto, noi ce l'avevamo le birre artigianali, solo che purtroppo noi avevamo fatto una scelta principalmente di proporre vino, quindi le birre non è che andassero molto, perciò siccome dopo un tot giorni quelle non sono più, perdono un po' di gusto, allora abbiamo deciso Mm. di non prenderle più. E di lì, quando ti svegli la mattina, insomma, e apri le finestre, e vedi quel paesaggio, è innevato e tutto, dici, wow, cioè, dove sono? Fantastico. Zona di Ah, confine anche lì, e beh, si mangia sì, benissimo da Elena, si col mangia una Veneto, roba. no? Col Esatto. Veneto, no? Beh, Sì, lì siamo perché anche lì... in Austria, no? Beh, no, no, è un po' più in su, no? Perché ci sono altre, ci sono le Alpi Carniche prima, no? E dopo arrivi in Austria. Da Sauris, dici, no? Tu. Sì, Sappada è lì, vicino all'Austria, ma Sauris è... no. no, lì mi Sauris sei manca, poi... non sono stata. ti manca quel tratto là. Comunque là non ci sono aziende di vini, in quella zona che ti No, manca. per quello non ci sono stata, perché non c'era vino. Per quello. Giusto. No, sono stata a tutto, io l'ho visto quasi tutto, Trieste, vabbè, sono stata parecchie volte. Colli Orientali, Coglio, sono fatta veramente un bel giro. E poi, Ascolta, dimmi un aforisma che dopo ci salutiamo e ci diamo appuntamento la prossima volta che ci sarà anche Manola sicuramente perché è anche Manola, magari qualche tuo amico chef e così la convincerò. spaziamo un po' di più, no? Sì. Beh, Manola Ma scusa che brinda. qua, ma sì, esatto, ma Alessandro Scerna dove lavora come chef? Che Di non Roma, ha scritto. Ah, lavorava con Nico, sì, a Roma. Lui lavora a Roma. E lui di cucina mm. romana veramente ne potrebbe parlare in quantità, wow. Quindi, Dai, prossima volta, a breve, facciamo. Lo mettiamo sì, già, sì, domani decidiamo la giornata, lo mettiamo già in perfetto. stand-by, in programmazione, e così siamo già Sì, tutti pronti, no? pronti e operativi. Magari stappiamo qualche bottiglia in diretta, ce la gustiamo, Su no? quello tu E lo sai che così, io sono sempre d'accordo. Nel brindisi per il futuro e per la positività, visto il periodo, per cominciare sempre è un futuro in positività, in allegria. sai, sai cosa possiamo fare intanto che tu pensi a quell'aforisma dirmi, no? Facciamo anche questo, andremo, io vado in un'azienda, no? Che, un'azienda che ti conosce, no? E così facciamo un bel saluto in diretta, Dai, no? Così. No? va bene, ci sto. Allora, hai pensato all'aforisma che volevi dirmi, oltre a quello che avevi già mandato come foto? Me lo riservo per la prossima volta. No, no, dai, pensalo. Non- In questo momento non mi viene, sai, proprio Mm. così su due piedi. Ma vedi Eh, che Manola non si è collegata, però è sempre lì pronta a parlare. Never give up. ecco, ma perché noi siamo, come si dice, siamo distanti ma vicine, Mm. perché poi ti racconteremo tutta la storia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sì, Uh-huh. devo dire, non molliamo mai ragazzi perché veramente dobbiamo andare avanti con positività. Esatto, Questo esatto. Sì. è la cosa più importante. E Ecco, questo dai, voglio vai dire. Manola, dici tu un aforisma, che dopo chiudiamo e ci salutiamo. Lei è stata anche un'attrice tra le tante altre cose, quindi Ah, sì?
Sì. Ma cioè Poi ha ha fatto un film. un'associazione, no, questo non lo so, però lei ha un'associazione deliziosa, fantastica, dove si suona, c'è allegria, veramente. Ecco qui. Ecco, giusto, no? Io posso fare una torta con questo aforisma, va bene? Sì? Vi prometto che penserò a un dolce. Vi prometto che Stai penserò. leggendo adesso che io non Sì, lo sì, vedo qua come si si può può resistere a resistere a tutto, tutto tutto. salvo che alle tentazioni. Ecco, e quindi poi aggiunge che quelle culinarie soprattutto. Esatto. Quindi non mi Ecco, resta che fare un bel dolce. esatto, stappiamo una Tu bella puoi. bottiglia ma Esatto. che bottiglia ci abbiniamo col dolce? Bella domanda. Allora, io penso a un dolce, te lo Mm, comunico e così vediamo che bene. ci possiamo mettere, Ok, va bene? salutiamo tutti che ci hanno seguiti in tanti, no? Ringraziamo Grazie. anche chi ci ha fatto tanti commenti, che ci ha fatto compagnia. E la prossima volta quindi facciamo anche qualcosa, qualche degustazione live, perché sennò qua viene solo l'acquolina e così. Ti ringrazio, è stato piacevole Grazie e a te. utile, spero per tutti. Vi ricordo che si può vedere, anche rimane online, lo pubblicherò anche su YouTube, quindi si possono lasciare ulteriormente i commenti che noi siamo sempre, come siamo social io e Leana, e quindi avremo l'opportunità di poter rispondere anche direttamente sotto nei commenti, perché comunque chi fa il commento, sai che quando uno rivede la diretta, se uno fa il commento, lo fa in quel minuto, in quel momento, chiaramente tu la rivedi, tu puoi rispondere e Mhm. quindi è proprio in tempo reale, no? Che uno può rispondere, no? Quindi salutiamo anche Patrizio, Ciao la Patrizio, golosità. grazie. Cristina, ciao, ciao Cristina, Giustino, oh non vedo l'ora Ciao Cri. di rivederti Giustino, vieni su, Ciao Pa. che ti aspetta anche Ilenia qua, la mia compagna, no? Che ti saluta. Ti aspettiamo in Friuli, Venezia Giulia. E quindi Bravo. eh, dicevo che dai, vi aspettiamo. Domani mettiamo in stand-by e programmiamo la diretta che faremo, la nuova intervista a breve. Ti ringrazio Ileana perché sei Grazie a stata, diciamo, te. molto utile, perché appunto hai spiegato un po' quello che è il nuovo modo di cucinare, no? Possiamo dire così, no? Esatto. Che è più attento, più disponibile verso chi arriva e quindi non per soddisfare i gusti soltanto, ma per soddisfare anche le esigenze delle persone che hanno delle richieste, no? Che non vogliono precludersi nulla, ma vogliono mangiare bene e vogliono mangiare tutto, no? Quindi qualsiasi cosa che tu puoi proporre così, no? E quindi tu sei in grado di Esatto. fare qualcosa su misura, no? In base ai gusti, Mhm. ma anche in base alle esigenze di come si dice, tu che hai studiato, no? Come si dice questa cosa qua? Che tu fai un dolce, un piatto, ma soprattutto i dolci, no? Perché tu ti sei Mhm. specializzato nella pasticceria, fatto per chi? E per chi ha delle esigenze, per chi ha non bisogni più che altro, perché ha proprio delle esigenze fisiche di intolleranze e allergie, perché Ecco, poi mangiare è un bisogno, tutti abbiamo un bisogno di mangiare, però c'è chi ha necessità di mangiare in un certo modo perché comunque ha delle allergie e delle intolleranze, quindi a volte è un mercato purtroppo che ancora magari a volte vai mm. nel ristorante, non hanno ancora un suo pane per intolleranti, ad esempio, no? E Sì, quindi sì, questo sì, è un sì, sì. problema. Eh, Mm. quindi poi magari ecco ti farò vedere anche, ce l'ho dolci, ricette, cose, magari poi se
ti fa e vi fa piacere, Sì, sì, approfondiremo poi certo, certo, questo, sì, 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 sì. Salutiamo questo anche Rosa argomento. Maria Ciao Brizielli Chicca, e quindi prossima volta ci sarà anche Manola, ce l'ha promesso, e quindi romperà assolutamente gli sì. indugi Io la convinco. e forse qualcun altro, dai, così facciamo una cosa ancora più bella. Ok, allora Bene. ci salutiamo, no? Ciao Ileana, grazie, a Ciao presto. Romano, grazie a te, Eh, grazie mille. e ci vediamo presto, d'accordo? Va benissimo. Un bacione da Roma. Sì. Grazie. Ciao. Ciao Mandi. Brava, brava.